pagina Facebook di Corto Corto. Allora li accogliamo con una certa anche sorpresa, perché è un gruppo di teatro canzone. Diciamo che dalle vostre note biografiche so che siete un gruppo che venite dalla Brianza, ma non ne fate necessariamente una colpa. No, sicuramente cosa, però non. venite dalla Brianza. Allora, signori e signori, accogliamoli con un grande applauso. Abbiamo qui la banda Putiferio. Welcome. Oh, allora, abbiamo detto qua teatro canzone perché c'è anche, come dire, ci sono anche i testi letterari, i testi teatrali, com'è? Sì, fondamentalmente abbiamo una missione parallela che è quella di fare degli spettacoli. Ogni volta che esce una cosa edita, solitamente insieme comunque a cose di letteratura o di fumetti, Sì. prepariamo anche uno spettacolo che è un recital con un'attrice che stasera non abbiamo portato. Stasera ci sono solo un po' di canzoni e basta, però danno un po'. Quindi voi stasera avete, diciamo, estrapolato dal vostro repertorio quelle che sono le canzoni, che di solito invece magari sono inserite all'interno di spettacoli Anche, abbiamo delle uscite, sì, abbiamo anche delle uscite editoriali e recentemente l'etichetta di Firenze Radici Music ci ha messo in rete i 4 album usciti in questi anni e infatti qua faremo un excursus sui 4 anni. Ho visto anche un videoclip, diciamo. Sì, videoclip ne abbiamo parecchi in rete, l'ultimo uscito è tutto un complesso di cose che Sì. che la dice lunga. già la dice abbastanza lunga. Va bene, allora con che cosa partiamo? Con un complesso di cose o con delle cosine? Ma delle cosine, la prima canzone è tratta dal nostro primo album che si intitola Le stanze dei giochi ed è dedicata al nostro caro amico Acab che ci ha appena lasciato ultimamente. È una roba triste, però mi piaceva dedicargli sta canzone che fa parte di vari progetti che abbiamo sviluppato negli anni. E questa è una canzone a lui dedicata, Piotr. Benissimo, signore e signori, banda Putiferio.
banda Putiferio qui per la prima volta al Salotto, ci siamo anche così, così diamo uno sguardo anche a questo, diciamo, questo luogo del Teatro Canzone, che è un, come dire, un luogo un po' di confine, no? Dove si mettono insieme, e anche, come dire, vari arti si devono un po' mettere da parte, nel senso la canzone deve fare spazio al teatro e viceversa. E, come dire, un luogo promiscuo questo del Teatro Canzone. Come ci sei finito? Semplicemente perché dall'età di 10 anni le prime cassette, che allora c'erano le cassettine, sono tornate di moda, che mi regalarono i miei genitori, furono spettacoli di Giorgio Gaber, e per cui lì non si esce, cioè praticamente sei rimasto così difficilmente. Sì, poi dopo c'è stato il periodo punk, new wave, però quella roba lì è rimasta beh, chiaro. Un grande interprete che insomma ha anche, come dire, vissuto forse la sua stagione migliore nel Teatro Canzone. Sì, sì, poi comunque ci sono altri esempi eclatanti, però fondamentalmente il nostro lavoro è anche non solo sul lato recitativo, in cui ci avvaliamo di Enrica Russo, che è un'attrice che fa la parte, diciamo, quelle di narrazione, sì, ma proprio durante le canzoni ci sono parecchi momenti parlati, o comunque la mia interpretazione è molto legata alla recitazione. Allora, abbiamo detto che però facciamo un excursus sui vostri 4 album. Sì. Adesso la prossima canzone da quale album, diciamo, è estratta? Attenzione, è uscito Operai, si capisce più o meno la tematica, è una canzone che abbiamo scritto ormai una dozzina d'anni fa, però sembra scritta l'altro ieri, si intitola appunto Inflessibile. Inflessibile, signore e signori, la banda Putiferio è Inflessibile. Volevo i vostri cessi, quali i vostri lusi.
Inflessibile, la banda Putiferio, questo è un altro estratto diciamo da un vostro lavoro di qualche anno fa. Adesso passiamo invece a un altro album, credo è anche un'altra impostazione, come dire, un po' sonora, perché qua passiamo Sì. da Con a quella che si chiama, come si chiama? Washboard, Sì. che era anche Grata grata formaggio, formaggio, diciamo, però comunque tipica del genere skiffle, quello che era famoso negli anni 50, un genere diciamo come fosse un po' l'arte povera, no? Con le cose che trovavi in casa facevi la ritmica, la ritmica. Allora Sì. questo brano invece da che lavoro è estratto? È molto didascalico, questo da Quello della maglietta. Paradiso delle Trottole è un nostro concept album dedicato all'infanzia sotto gli occhi degli adulti, per cui comunque ti ricordi l'infanzia, le cose un po' particolari. Questa canzone è Ciro che vola, scritta insieme a Lorenzo Monguzzi dei Mercanti di Cuore e degli ex Mercanti di Cuore, se non sto solo lui. Si intitola Ciro che vola, è un'ipotesi di volo, Un'ipotesi di una voto. favoletta. Benissimo, allora gustiamoci questa favola con la banda Putiferio. Giro camminare non mi piace, sia sotto la pioggia, sotto il sole, la strada è lunga non finisce mai, hai voglia di consumarti le suole, hai voglia di consumarti le suole, allora Ciro sta che piedi vola, si mette a rispettarti legamente, si siede tra il cielo e la cavalluccione, gode il panorama sottostante, gode il panorama sottostante, la finestra, lo vede il mare, figlio di te, ci vai in una scena, si alza sul vivo sulla vigna, il passero lo vede, si spaventa, e quando finisce bagna la campagna, e quando finisce bagna la campagna, ai pomodori, in fondo la dico, ne voglio fare una qualità, e poi
Banda Putiferio, questa è una canzone diciamo che ha preso anche poi sul round perché c'è stato c'è dovuto diciamo, l'asse da ritmica e è volato via. Tra l'altro è bellissimo, questo te lo sei potuto diciamo agghindare come volevi tu, col pentolino che volevi tu, ma sono gli strumenti diciamo che uno può strada facendo. Il casalingo che è in lui è venuto fuori. È venuto fuori, benissimo. Allora, abbiamo così fatto come dire, un volo d'uccello su quello che è insomma, sono stati i vostri 3 album. Con che cosa chiudiamo? Qual è l'ultimo episodio che ci proponete qui nella piazza? L'ultimo episodio è l'ultimo lavoro in studio che si intitola Liscio Assassino. Liscio Assassino. Abbiamo preso il liscio ambrosiano, che è un genere ormai in via di estinzione, peggio dei panda, e l'abbiamo modificato geneticamente. Praticamente abbiamo reso nostro i valzer, le mazurche, le polche e anche lo scottish, che è un genere che fanno solo nell'ambrosiano, con anche dei ballerini quando si può, facciamo degli spettacoli di questo tipo, e li abbiamo unificati a una serie di profili di serial killer ed è nato questo lavoro. Liscio Assassino, il titolo quasi alla Agatha Christie. Esatto, sì, no, beh, ci sono un po' di elementi, non ci sono solo i soliti serial killer, per esempio un serial killer che abbiamo messo dentro è per esempio il signor Eternit, per capirci, ci sono comunque certo. Più silenziosi, diciamo, però serial killer di elementi massa. sociali. Quello che presentiamo oggi è un testo che ci ha dato Andrea Carlo Cappi, noto giallista, che ha fatto un testo sul signor Capone, perché li chiamiamo tutti signori ovviamente, il signor Capone. Sulla ballata di San Valentino è un valzer dedicato al signor Capone. Al signor Capone, signori e signori, la banda Putiferio. È la notte di San Valentino, ogni altra più fredda sarà, 7 uomini in un magazzino, cosa mai riscaldare? Se vuoi bere un bicchiere di whisky, ti rivolgo all'organizzazione, ma se non vuoi bere whisky, vai a chiedere al signor
Banda Putiferio, grazie mille per esserci venuti a trovare e vi seguiremo, diciamo, nelle prossime avventure tra il teatro e la canzone, e un grosso in bocca al lupo. Noi adesso facciamo una breve pausa perché